Nel torneo Pietro Paolo Brucato, doppio successo per la delegazione di Agrigento che allo stadio Piandellago di Caltanissetta ha battuto nei due confronti sia con le Under 15 che con gli Under 17 la delegazione di Caltanissetta. Dopo il buon pareggio di Trapani, i giovanissimi di Carmelo Giordano e Saverio Guardino si sono imposti con il classico risultato di 2-0 con un gol per tempo. A sbloccare il match, l'aragonese Stefano Zammito restò ad anticipare il portiere di casa e gonfiare la rete sul calcio di punizione battuto dall'empedoclino Calogero Taormina. Il raddoppio è arrivato nei minuti finali del match per merito di Samuele Camilleri del Favara Academy che, fuggito in contropiede, ha fatto secco il portiere nisseno con un tiro che si è insaccato sotto l'incrocio dei pali. Vittoria in rimonta 2-1 per la rappresentativa allievi di Lillo Giardina, Nicola Salamone e Gioacchino Montaperto. In svantaggio per il bel gol su punizione dei nisseni, la reazione dei ragazzi del presidente Angelo Caramanno è stata decisa e determinata, tanto che dopo meno di un quarto d'ora è arrivato alla rete del pareggio ad opera di Giovanni Lobrutto dell'Atena Agrigento. Nel secondo tempo, atterramento in area del centravanti palmese Carmelo Cottitto e calcio di rigore. Dagli 11 metri si è presentato Marco Mangano dell'Icata Calcio che spiazzava il portiere per il successo agrigentino per 2-1. La squadra di Giardina e Salamone viaggia a punteggio pieno. Il prossimo 12 dicembre allo stadio Dino Liotta di Licata la delegazione di Agrigento ospita quella di Ragusa.